Eder. Mech. Pallister. Di cosa si è parlato davvero quando Luciano Garofano è salito sul palco di Trieste True Crime? Della vertebra incriminata, certo, ma anche e soprattutto del metodo con cui si è scelto di cercare la verità sulla morte di Liliana Resinovic. L'ex comandante dei RIS di Parma, reduce dalla rinuncia all'incarico di consulente della difesa di Sebastiano Visintin, ha messo in fila i punti che a suo giudizio non tornano. Il perimetro degli accertamenti, le priorità tecniche, l'assenza di un ascolto formale di chi in sala autoptica ha dichiarato di aver provocato la lesione vertebrale durante l'esame. Per Garofano, quel tecnico andava ascoltato dalla procura, non per cercare un capro espiatorio, ma per ricostruire con rigore cosa è accaduto in obitorio e quanto quella circostanza abbia pesato sulla successiva lettura medico-legale. Il contesto è una sala Luttazzi gremita, con un passaggio di testimone simbolico. Prima lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, che mette in guardia dall'overdose di cronaca nera e dall'uso strumentale dei casi di Nera nel discorso pubblico. Poi Garofano, che riporta il focus sulla cassetta degli attrezzi dell'indagine. L'ex comandante dei RIS ricorda di aver lasciato l'incarico anche per una ragione di impostazione: gli spostamenti tra Ancona e Trieste per accertamenti che non condivideva e, soprattutto, la scelta di insistere su batterie di analisi genetiche e comparazioni su coltelli, abiti e sacchi già scandagliati. A suo dire, investire ancora risorse su quei fronti non contribuisce a stabilire cosa è accaduto. Ben più utile, sostiene, sarebbe una vera perizia medico-legale che metta ordine tra elaborati agli antipodi e sciolga il nodo delle lesioni. Qui sta il cuore dell'intervento: due consulenze che indicano direzioni opposte. Da una parte il documento firmato da Fulvio Costantinides con Fabio Cavalli, che ha sostenuto la tesi del gesto estremo e dell'assenza di un'azione di terzi. Dall'altra il lavoro del team di Cristina Cattaneo, che conduce all'ipotesi di omicidio. Nella lettura di Garofano, la frattura vertebrale è diventata la pietra d'angolo su cui la seconda consulenza ha inferito l'origine violenta anche di altre lesioni. Se però quella lesione fosse iatrogena, ossia procurata durante l'autopsia, come ha riferito il tecnico di sala, allora il castello interpretativo necessiterebbe di un controllo stringente. Per questo, dice, mi auguro venga disposta una perizia capace di dirimere in modo indipendente il peso di ogni segno sul corpo. Sulla presunta lesione iatrogena Garofano è netto: non ho dubbi sulla plausibilità di quanto affermato da chi era in sala. Non sarebbe un unicum, osserva. Sono eventi che possono accadere in fase autoptica e proprio per questo l'iter più lineare avrebbe richiesto di escutere formalmente quel tecnico, raccogliere una versione completa, verificarne tempi, manovre, strumenti e incrociare ogni dettaglio con i reperti e con i verbali. Solo così si evitano equivoci metodologici che a cascata condizionano diagnosi, perizie e, in ultima istanza, la qualificazione giuridica del fatto. La critica non è un attacco a priori agli accertamenti scientifici, ma la loro pertinenza rispetto alla domanda investigativa principale. Cos'è davvero successo a Liliana? Nel ragionamento di Garofano, continuare a ripetere analisi costose su oggetti già analizzati rischia di produrre rumore più che informazione, mentre serve un arbitro medico-legale super partes che valuti l'insieme, cronologia delle lesioni, compatibilità tra segni e dinamiche proposte, correlazione tra reperti e ambiente di ritrovamento, e che soprattutto pesi la vertebra per quello che è, una variabile potenzialmente dirimente. A cornice l'ex comandante legge anche il clima mediatico. In 20 anni, dice, si è slittati dai fatti al chiacchiericcio, con i social a moltiplicare suggestioni e a orientare scelte editoriali più attente ai pruriti del pubblico che alla sostanza probatoria. Un'osservazione che dialoga con l'allarme di De Cataldo sul soap crime e sull'uso politico della cronaca nera, fino a richiamare, per esempio, il riverbero del caso Garlasco nel dibattito sulla separazione delle carriere e che, indirettamente, rimette al centro un principio semplice: meno narrazione, più metodo. In sintesi, per Garofano la strada maestra ora è una perizia medico-legale indipendente che riduca le ambiguità, a partire dalla frattura vertebrale, e riallinei i binari tecnici dell'inchiesta.
L'obiettivo non è dare ragione a una delle due scuole già in campo, ma verificare con criteri condivisi quale spiegazione regge di fronte ai dati, senza scorciatoie e senza farsi trascinare da onde mediatiche che confondono più di quanto illuminino. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.